perché il giusto equilibrio tra mente e corpo. Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bentrovati amici ascoltatori, proseguiamo il nostro viaggio all'interno della cristalloterapia e riprendiamo il discorso da dove l'abbiamo lasciato nella puntata precedente, dove stavamo affrontando l'autoanalisi e l'autodiagnosi energetica. Quindi, partendo da dove ci siamo lasciati, continuiamo dicendo che, appunto, iniziando da questo punto, potremmo impiegare correttamente i nostri amici cristalli ed anche a instaurare un'efficace autocura. Altrimenti saremo sempre e comunque nella condizione di prendere una, tra virgolette, pastiglia di cristallo, cioè di usare la cristalloterapia sul sintomo, come usiamo normalmente la medicina allopatica, conosciuta come medicina tradizionale. Ovviamente senza entrare nel nostro profondo e prendere in mano in modo responsabile noi stessi. Dato che non è per tutti semplice fare un'autoanalisi e anche un'autodiagnosi energetico-emozionale senza avere un minimo di esperienza, possiamo ricorrere all'aiuto all'esterno di un terapeuta, che questo potrà confrontarci e darci modo di verificare le nostre scelte. Con questo non c'è nulla di male se decidiamo di correre a una terapeuta, ma perché? Perché non solo per i consigli, ma anche per fare terapie. A volte può essere necessario. L'importante però è fare tesoro di quanto succede e farsi consigliare la terapia di mantenimento. La terapia di ribilanciamento energetico con i cristalli è costituita da una sessione di circa un'ora e mezza, e di norma sono sufficienti, al massimo 3 sessioni, a distanza di una settimana dall'altra, per ottenere, salvo casi particolari, un risultato stabile che può durare diversi mesi. Quindi dovete immaginarvi che perché è difficile un'autoanalisi. Un'autoanalisi può risultare difficile semplicemente perché noi abbiamo dei blocchi energetici che sono dei blocchi legati alle emozioni. Quindi magari temendo di poter andare a risvegliare il can che dorme oppure di aver paura di poter tornare nel passato, non andiamo ad approfondire bene, e questo è sbagliato, perché vi ricordo che, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, voi avete allevato un cristallo come un vostro amico fidato, l'avete caricato, l'avete pulito e quindi è lì pronto ad aiutarvi. Però ripeto, nel caso in cui voi voleste cercare di fare affidamento a un terapeuta, ma non collegatelo a uno psicoterapeuta, a un terapeuta naturopata di cristallo terapia, attenzione, questa persona non farà nient'altro che guidarvi a concentrarvi maggiormente in questa analisi. Allora, interveniamo con la scelta dei cristalli. Quindi, come già detto, ripeto, fatto l'autoanalisi e l'autodiagnosi, siamo pronti per scegliere i cristalli che più ci servono e più sono congeniali al nostro stato. A questo punto scattano teorie di tutti i tipi che possono ingenerare molte confusioni. C'è per esempio chi dice di andare a intuito o a sensazione. C'è chi dice guai a scegliere un cristallo non strettamente idoneo per quel sintomo o non relativo al chakra interessato. C'è chi addirittura esclude l'autoterapia dicendo che solo un cristallo terapeuta esperto può stabilire quali sono i cristalli giusti, eccetera. Insomma, una bella rida di teorie e opinioni e a volte radicalmente diverse. Cosa fare per decidere come orientarsi? La mia opinione personale è che, come sempre, nel mezzo sta la virtù, unita però a un pizzico di sano pragmatismo. Partiamo quindi molto serenamente
appoggiandoci almeno all'inizio a quanto già collaudato. Scegliamo i cristalli più facili e più noti e solo dopo aver fatto un po' di esperienza potremo lasciarsi andare al nostro sentire e diventare creativi. Tutti noi siamo in grado di curare noi stessi e quindi, con un po' di esercizio, anche di effettuare delle nostre scelte corrette. Passiamo ora alla parte pratica. Una volta individuata la o le cause profonde del disagio, cercheremo i cristalli che agiscono in quell'area. Cercheremo però anche i cristalli che agiscono nell'area del sintomo. Il metodo è quello di andare innanzitutto a cercare la causa profonda come per esempio le tecniche dei tanti perché e quindi andare a ricercare nell'indice ragionato e negli elenchi delle proprietà dei cristalli, quali quei messaggi sono più in linea con lo stato emozionale, mentale e spirituale positivo che desideriamo ricreare. Qualora ci trovassimo in difficoltà sulla scelta, per esempio due cristalli che hanno quasi lo stesso messaggio, lasciamo che sia il nostro sentire a effettuare la scelta o usiamolo tranquillamente tutti e due. Dopodiché andiamo a cercare il o i cristalli più idonei al sintomo di cui soffriamo, verificandone le qualità più fisiche, più in linea, cioè con il sintomo stesso, sia a livello di intervento diretto, sia a livello di prevenzione. Per fare tutto ciò abbiamo a disposizione l'indice ragionato e gli elenchi delle proprietà dei cristalli e all'inizio della vostra esperienza vi invito nuovamente, sia per praticità sia per tranquillità, ad attenervi a quanto segnalato che deriva dalla sperimentazione terapeutica. Nell'effettuare la vostra ricerca e la scelta dei cristalli da usare, vi suggerisco di metterli fisicamente davanti a voi. Ciò vi aiuterà non poco poiché la nostra energia comincerà a interagire con voi solo per il fatto di esservi vicini, di essere cioè a contatto con il vostro campo energetico. Col tempo può darsi che sentiate il bisogno un bisogno impellente di scegliere uno o più cristalli in modo estemporaneo, senza ciò ad aver effettuato una scelta ragionata. Accettate l'invito e almeno l'inizio, ma molto meglio se continuate a farlo anche quando sarete diventati esperti. Andate a verificarne le qualità, se non altro per vostra informazione razionale. Farete sicuramente delle scoperte molto interessanti. Ora, prima di concludere, tengo a fare una piccola precisazione. Quando all'inizio del nostro audio vi abbiamo detto di poter interpellare quello che potrebbe essere un professionista, non si intende che le nozioni che noi vi diamo non siano accurate o necessitano di più, perché se voi continuate a ascoltarci e conservate le nostre diciamo, trasmissioni anche tramite il podcast, in automatico voi sarete in grado da soli di riuscire a fare questa meditazione di autodiagnosi. Il discorso si intende che qualora voi voleste approfondire maggiormente alcune conoscenze a livello di cristalloterapia, potete fare affidamento sia a un professionista oppure potete tranquillamente acquistare dei libri e studiare anche quello che è il discorso della materia, perché ripeto, il cristallo, per pur quanto possa sembrare non veritiero quello che vi dico, è vivo, nel senso il cristallo si nutre come si nutre dell'energia della terra, dell'energia dell'acqua o dell'energia dove finora è sempre stato. Il cristallo si nutre anche delle nostre emozioni. Ripeto, negli anni 90 andava molto di moda avere questi anelli che avevano un particolare cristallo che in base all'umore cambiavano il colore. Ecco, questo non era nient'altro l'energia del nostro corpo. Quindi, se voi accuratamente
crescete un cristallo pulito, caricato e vi confidate con lui, togliendo quello che è il termine più pericoloso e limitante dell'essere umano, che è la paura di, che sono soltanto dalle fantasie, il di che viene dopo, affidatevi al cristallo, perché credetemi, è molto più facile poter parlare con un cristallo che dover esporre magari i vostri problemi a terzi. Con questo è tutto, grazie come sempre per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che...